allevare alpaca per poi trasformare la lana in indumenti. È l'attività che ha intrapreso una levatrice modenese che ha deciso di cambiare radicalmente vita dedicandosi completamente all'agricoltura. Bene, siamo nell'Appennino modenese, mi trovo in territorio di Serramazzoni, il comune di Serramazzoni. Vi raccontiamo la storia di Silvia Zanoli che è qua con me. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Alle nostre spalle ci sono degli alpaca. Allora, arriveremo a parlare nel dettaglio di questi animali, però a noi interessa sapere anche la tua storia, come sei arrivata a questo allevamento, cosa ti ha spinto e soprattutto qual è stata la tua esperienza precedente che non ti ha soddisfatto e che così, insomma, hai voluto cambiare radicalmente modo di vita. Buongiorno a tutti. Allora, io prima facevo l'assistente alla poltrona, quindi da un dentista, quindi tutt'altra cosa, e vengo da queste parti, nel senso che i miei nonni abitavano qui vicino, quindi d'estate ero la classica bambina che viveva in città e poi d'estate veniva su dai nonni e sono innamorata di questi posti fin da piccola. E a un certo punto ho deciso che io ho due figlie e ho deciso che le mie figlie preferivo crescessero in un ambiente diverso da quello che era la città. Così insieme al mio compagno ci siamo messi all'inizio a lavorare proprio in un'azienda agricola pensando a cose abbastanza classiche, quindi frutta, verdura, finché non abbiamo fatto un viaggio e abbiamo conosciuto gli alpaca e da Insomma, vi lì... siete innamorati di questi Esatto. animali. C'è una leggenda che dice che se uno guarda negli occhi un'alpaca rimane stregato. E così è Quindi successo. a noi è successo, esatto. Quindi Quindi allora a siamo questo rimasti lì. punto hai così ricominciato la tua vita dal punto di vista professionale. Esatto. Come sei quindi, oltre a avere avuto questo incontro che ti ha così catturato e hai deciso a un certo punto di intraprendere questa attività economica? Quindi è una cosa neanche tanto facile perché insomma alpaca, Esatto. da noi abbiamo tante vacche, Mucche. abbiamo tante cose, tanti altri animali, ma alpaca ce ne sono veramente pochi. Dove li hai Esatto. trovati? Gli alpaca arrivano dall'Inghilterra, nel senso che in Italia c'è qualche allevamento di alpaca, da lana alcuni e c'è un grosso allevamento in Trentino dove però vengono usati non da lana ma per trekking, per altre cose che con loro si riescono a fare. Io li ho trovati in Inghilterra, quindi loro sono inglesi di provenienza e speriamo che a settembre dell'anno prossimo nascono anche i primi alpaca originali di questa zona, nel senso che sono appena finite le monte, loro hanno 11 mesi di gestazione, quindi a settembre diciamo che la famiglia dovrebbe allargarsi, cominciando a essere del territorio. Ecco, poi arriveremo anche all'utilizzo, insomma, Sì. della loro lana, ce ne parlerai. Quindi tu hai iniziato questa attività e quanti animali hai complessivamente? Vedo anche pecore, insomma, nel tuo Sì. campo. Io al momento ho 6 alpaca, 3 maschi e 3 femmine, 5 pecore, un asino, 2 cani e un'infinità di gatti, che quelli in un'azienda agricola non possono mancare. E quindi tu hai basato l'attività sostanzialmente sulla trasformazione di questa lana molto pregiata degli alpaca Sì. e quindi anche su questo aspetto avrai dovuto, insomma, maturare una professionalità, no? Sì, noi abbiamo prima di arrivare finalmente ad aprire l'azienda agricola, abbiamo studiato per diverso tempo su quelle che erano l'utilizzo della lana, sulla lavorazione della lana, abbiamo cercato gli strumenti, poi gli strumenti abbiamo dovuto imparare ad usarli. Ho per fortuna la nonna che mi ha sempre insegnato l'ultima parte, che è quella della trasformazione vera e propria, quindi dalla lana al cappello al maglione, quindi i ferri, quelli era l'unica cosa che riuscivo a fare e con diversi anni e qualche fatica ci siamo arrivati. Ecco, la differenza che c'è tra lana, ad esempio, di soggetti maschili come quelli alle nostre spalle, ma abbiamo anche le femminucce, c'è differenza di qualità della lana oppure è la medesima? Poi ci saranno anche delle parti del corpo Esatto. in cui la lana è di qualità diversa rispetto ad altre. Allora, tra maschio e femmina la qualità della lana è esattamente identica. Può cambiare in base all'età, nel senso che più l'animale invecchia, più la lana può perdere un po' di qualità o per meglio dire, diciamo che più l'animale invecchia, più la prima scelta, la parte di prima scelta si restringe e dopo l'altra diventa seconda scelta.
Per farti capire, la prima scelta è tutta la parte della schiena e della pancia, la parte del collo negli animali giovani, mentre negli animali un po' più anziani solo la prima parte del collo, mentre le zampe e l'ultima parte del collo, quella più vicina alla testa, è seconda scelta. Ecco, sono sospettosi perché proverei ad avvicinarmi, insomma, sono un po' curioso anche di vedere questi animali. Allora, i maschietti sono un po' più territoriali e quindi non so dirti quanto amino farsi avvicinare, anche perché adesso per loro è un orario in cui non essendo abituati a fare delle attività a questo orario mi dicono dove andiamo, cosa vuoi fare, e quindi Invece le femminucce che vedo là in fondo, dopo ce le farai vedere, sì, sono un po' più docili, sì, sono. sono più abituate loro sono animali molto abitudinari e le femmine sono più abituate a sconvolgere la loro routine quotidiana, mentre i maschi sono un po' più sulle loro e quindi amano avere i loro spazi Senti, noi siamo venuti a trovarti in un momento, siamo in autunno, per cui non è il momento di tosatura, no, Esatto. degli alpaca, che avviene normalmente in quale periodo A dell'anno? maggio, indicativamente viene fatto a fine maggio, quindi dipende da com'è il tempo, però diciamo che tra la metà di maggio e il massimo primo weekend di giugno gli alpaca si tosano, anche perché sennò loro d'estate avrebbero veramente molto caldo. Dunque, la tua è un'attività, è un'azienda agricola che fa tante cose, insomma, Sì. adesso parliamo anche di quello che fai oltre alla lavorazione della lana. E all'interno della tua azienda che vediamo alle spalle, cosa fai? Produci miele, piccoli frutti, fai tante cose. Sì, ho un frutteto di 1 ettaro diviso tra piante da frutto e piccoli frutti che per lo più trasformo in marmellate, confetture e qualcosa vendo fresco, però per lo più è la trasformazione quella su cui mi sono indirizzata e ho delle arnie per cui facciamo miele da qualche anno. Insomma, è quello che si dice multifunzionalità Esatto. dell'agricoltura. Esatto, io volevo un'azienda multifunzionale e negli anni vorrò sempre di più un'azienda multifunzionale perché credo che un'azienda agricola deve essere sì produttiva, ma deve anche riuscire a integrare le passioni di chi la fa, riuscire a integrare un territorio di cui io sono molto sostenitrice, nel senso che a me piace, secondo me questo territorio è conosciuto, come dicevi tu prima, per le mucche, per il parmigiano, però secondo me ci sono anche tante altre cose e quindi ho sempre creduto nella multifunzionalità ed è stata l'idea di partenza, quello di creare piuttosto delle piccole quantità di tante cose, di riuscire a farle bene e il frutteto è diventato biologico, quindi lavorare anche proprio sulla qualità più che sulla quantità, noi trasformiamo perché così riusciamo a variare molte cose, nel senso che i piccoli frutti si fanno diverse marmellate, abbiamo delle officinali per cui abbiamo cercato di fare una linea di marmellate mista alle officinali e, e devo dire che sta funzionando. Insomma, le imprese al femminile sono quelle che hanno maggiore sensibilità su questi aspetti normalmente, no? È di quello che poi ci occupiamo oggi, quindi fare vedere un po' questo universo, no, di imprese al femminile che sono tra l'altro in crescita. Solo un dato: in Emilia-Romagna all'incirca il 24% delle imprese agricole è condotte da donne, quindi questo vuol dire che è un grande valore aggiunto per noi. Senti, prima di farci vedere un pochettino quali sono i lavori che tu Sì. riesci a fare con la lana, ci racconti anche cosa fai con questi alpaca, perché tu fai pet therapy, dico Sì, bene? sì, io ho fatto prima di avere l'azienda agricola perché era già nei miei sogni, avevo un cane, ho preso un golden retriever e mi sono fatto una scuola per poter fare pet therapy. Per lo più mi interessava lavorare con anziani. In realtà dopo questo mondo mi ha aperto tante porte, quindi ho iniziato a lavorare con bambini e quando ho aperto l'azienda agricola ho deciso di cercare di creare dei percorsi che fossero adatti a varie utenze ed è per questo che alcuni animali di questa fattoria sono stati scelti esclusivamente per una modalità di Quindi comportamento. compresi gli alpaca. Compresi gli alpaca, sì, sì, compresi gli alpaca perché sono animali abbastanza particolari anche sotto questo punto di vista. Oltre alla pet therapy fai anche trekking? Sì, con gli alpaca si fanno dei trekking, loro vengono portati al guinzaglio e a proposito di formazione continua, il mio compagno sta facendo il corso per diventare guida escursionistica per poter, diciamo,
far conoscere un po' questo territorio che noi adoriamo ma che è davvero poco conosciuto dal punto di vista turistico, e facendo delle camminate sia con gli animali che senza animali e in tutta questa zona. Allora, queste sono le 2 femminucce sono. Questo è un modo per cui loro potrebbero sputare, visto sì? che la domanda più frequente è se sputano. Ah, quindi quando sono innervosite, No, loro hanno il ciuffo, non so se avete fatto caso anche prima, a loro non vi è mai tosato ed è la cosa che una persona gli viene istintivo di toccare. In realtà per loro il ciuffo è la parte più sensibile del corpo, perché loro quando litigano per qualunque motivo devono finire il branco, tendono a morsicarsi il ciuffo e l'altro tende a sputare. Quindi insomma stiamo attenti al ciuffo. Senti, esatto. sono animali longevi questi? Sì, sono animali longevi, indicativamente la vita media è una ventina d'anni, e poco più per le femmine e poco meno per i maschi. E sono un po' più longeve le femmine, che le femmine arrivano a 23-24, i maschi 19-20. E il peso all'incirca? Allora, il peso all'incirca di un'alpaca è sui 70 kg, quindi molto più piccolo del lama, è quasi la metà di un lama come peso e altezza, corporatura. Comunque vi assicuro che accarezzandoli la lana è veramente molto morbida, un pelo veramente molto morbido. Sì, la lana ha diverse caratteristiche, oltre a essere morbida, e la lana degli alpaca non contiene lanolina, a differenza della lana delle pecore, quindi tutto il discorso di allergie che si possono avere con la lana, con la loro non si ha perché è naturalmente ipoallergenica. In più la lana degli il pelo di un'alpaca ha all'interno una camera d'aria, ed è per quello che tiene molto più caldo rispetto alla lana delle pecore, perché la camera d'aria si scalda e quindi col calore corporeo, e quindi tiene più caldo. Silvia, lì hai allestito un po' di, diciamo, di oggetti che tu confezioni con la lana, però ci mettiamo da questa parte così siamo a favore di telecamera, perché oltre ai prodotti che fai con la lana ci sono anche il miele e ciò che tu trasformi all'interno del laboratorio. Esatto. Ma restiamo in tema di lama, questi sono di lana, queste sono cose che fai tu. Sì, queste sono cose che faccio io. Questa è lana che viene cardata, loro vengono tosati, la lana viene pulita, dopodiché con quella macchina lì viene cardata, che è semplicemente un pettinare la lana per pulirla molto più in profondità e per farla diventare voluminosa. E dopodiché la lana cardata viene filata attraverso quel macchinario lì, e queste sono macchine Le nostre manuali. nonne se lo ricordano Esatto. sicuramente. Esatto, sono macchine Questa è la manuali. versione moderna, insomma, però ancora manuale. Esatto. E dopodiché si arriva al gomitolo, che può essere filato. Questa è tutta prima scelta, quindi è filata abbastanza sottile. Oppure la seconda scelta, e per me la seconda scelta viene unita alla lana delle pecore, perché la loro seconda scelta, avendo pochi animali, ne avrei troppo poca e comunque da lavorare pura non è il massimo, e vengono fatti dei filati un po' più spessi per fare cose anche diverse. E questi sono i prodotti, le cuffie che tu Sì. insomma riesci a fare con questa lana. Esatto, dopodiché con i ferri, come facevano le nonne, si possono fare cappelli, sciarpe, maglioni, un po' di tutto. Adesso noi siamo alla parte in cui abbiamo finito di filare tutto e stiamo iniziando a metterci all'opera. Insomma è un lavoro prettamente invernale questo. Prettamente invernale, sì, sì, sì. Senti Silvia, qua vedo i marroni, vedo le castagne, vedo le tue marmellate
il tuo miele, perché tu hai anche, mi dicevi, parecchie arnie. Sì, io ho 19 arnie che seguo per lo più, seguo io e seguo il mio compagno che fa un altro lavoro, ma essendo abbastanza appassionato anche lui al sabato e alla domenica, ormai è diventata il suo lavoro del weekend, la mia azienda agricola, e quindi sì, quelle miele si fa castagno, acace, millefiori e quello di quest'anno. Dopodiché questa è la frutta, le marmellate che trovi lì un po' più avanti e le nocciole, perché abbiamo un noccioleto e dove facciamo nocciole che vendiamo fresco oppure trasformiamo in nocciole tostate, farina di nocciole. Silvia, la tua storia è veramente interessante, ti abbiamo ascoltato volentieri, ma noi continuiamo a parlare di imprenditrici agricole, ci trasferiamo a Fiumalbo dove una tua collega ha un'attività analoga alla tua con altri animali.